Due vittime nel giro di poche settimane nel nostro fiume Piave. Ricordo che la balneazione nei nostri fiumi è vietata con una legge che risale al 2008. Dopo le ultime tragedie nelle acque del Piave, la provincia di Treviso rilancia la campagna di sensibilizzazione per ricordare che fare il bagno nel fiume è vietato e soprattutto estremamente pericoloso. Il caldo spinge sempre più persone a cercare refrigerio lungo il Piave, ma il fiume continua a nascondere insidie spesso sottovalutate. Dopo i recenti incidenti mortali, la provincia di Treviso rilancia la campagna informativa in italiano e in inglese per ricordare che la balneazione è vietata e per spiegare i pericoli presenti nelle acque del fiume. Provincia di Treviso che già l'anno scorso aveva fornito tutti i comuni rivieraschi di un kit informativo in duplice lingue, in italiano e in inglese. Oltre a questo abbiamo lanciato già da questo fine settimana una campagna social che già ha avuto più di 20.000 visualizzazioni e tante condivisioni e pertanto chiediamo a tutti di poter fare da cassa di risonanza e di rilanciare la campagna informativa. Correnti improvvise, fondali irregolari, ostacoli sommersi, acqua molto fredda e massi scivolosi sono solo alcuni dei rischi che possono trasformare un bagno in tragedia. Pertanto invito tutti i cittadini a non recarsi lungo i fiumi perché oltre a essere vietata la balneazione è pericolosa, si rischia la vita.